Sì, molto semplicemente. Noi evidentemente condividiamo lo spirito appunto di questa proposta di legge e capiamo anche l'intenzione di stimolo che vuole avere l'aver predisposto una bozza di statuto per far partire e stimolare i comuni che ancora non hanno fatto partire questo tipo di consulte. Quello che secondo noi andrebbe modificato, ed è la direzione in cui va il nostro emendamento, è il fatto che appunto in questo questa proposta di legge si sia incluso in maniera appunto abbastanza rigida la partecipazione alle consulte giovanili dei giovani fino ai 34 anni. Che secondo il nostro modo di vedere è un po' voler fossilizzare quella che invece dovrebbe essere la partecipazione attiva di chi dopo i 18 anni diventa invece eleggibile e dovrebbe partecipare candidandosi a dei ruoli nelle amministrazioni pubbliche. È uscita proprio ieri, tra l'altro, un'indagine per quanto riguarda la partecipazione dei cittadini alla vita e alla politica attiva, che nel settore appunto della partecipazione giovanile ci vede ben sotto quella che è la media nazionale, e parlo di partecipazioni dei giovani con ruoli istituzionali all'interno sia del Consiglio regionale che dei consigli comunali. Quindi il nostro emendamento ha lo scopo di fissare un limite superiore, oltre al quale, secondo noi, i giovani dovrebbero essere già avviati, appunto tramite la precedente partecipazione e esperienza sia nei consigli comunali dei ragazzi che nelle consulte giovanili, dovrebbero appunto già essere stati avviati e spinti alla partecipazione attiva in prima persona appunto nelle istituzioni. E quindi in 2 commi chiediamo che le consulte giovani, invece che dai 14 ai 35 anni, siano appunto formate da giovani dai 14 ai 25 anni, lasciando sempre la possibilità ai comuni di cambiare il limite al ribasso, ovviamente. E in più appunto aggiungiamo anche, oltre al fatto che siano residenti nel comune, anche la possibilità o l'eventualità che siano solo domiciliati, pensando ad esempio agli studenti universitari che non hanno la residenza nel comune ma che vorrebbero magari partecipare alla consulta giovanile di quel comune. Grazie.